questo percorso che vuole in maniera innovativa, appunto attraverso questa tecnica un po' del barcamp, aprire un confronto che parte dal basso. Qui non ci sono relatori, siamo tutti allo stesso livello, infatti anche ci siamo un po' adattati mettendoci tutti sullo stesso piano, non c'è nessuno che sale sul palco e che deve tenere una lezione, perché l'obiettivo è quello di fare in modo che tutti quelli che sono presenti oggi, che vogliono, poi nei prossimi appuntamenti, portino la loro esperienza. L'obiettivo è di mettere assieme le idee, le proposte, per costruire una bozza programmatica di un governo regionale innovativo, pensando alla prossima tappa del regionali del 2015, quindi con una visione almeno di medio-lungo termine di 10 anni di governo. Come? Segnalando le cose che non ci sono, che non funzionano, che non vanno bene. Questo è il primo tema di oggi. Veneto che manca, cioè cosa manca oggi secondo l'esperienza di ciascuno di noi nelle proprie competenze professionali, di impegno associativo, politico, e che cosa si deve fare e come fare. Questo è un po' l'obiettivo che ci diamo, ascoltando il territorio. Quindi partiamo dalla Mo, e non è un caso, questo comune, poi magari il sindaco ci dirà nel suo saluto, che ha un valore anche simbolico, significativo nel tema dell'autonomia e autogoverno, e poi faremo già fissata la prossima tappa il 13 di settembre al monastero di Marango in quel di Caole, quindi in provincia di Venezia. L'idea è quella poi di proseguire con altre tappe Treviso e anche nelle altre province, per arrivare appunto a mettere insieme, e questo lo faremo già da oggi su una piattaforma web. Abbiamo costruito una pagina sul sito di Simonetta che porta il nome Veneto Barcamp, dove inseriremo gli interventi di oggi, di chi interverrà oggi, quelli che ci verranno lasciati, quelli che arriveranno anche da gente che vuole portare il proprio contributo, in modo che tutto il processo sia consultabile da tutti. Non è questa è una costruzione fatta a palazzo, non ci si trova in stanze segrete, siamo in un luogo pubblico, quindi tutto quello che si fa è un'iniziativa, tra l'altro a titolo assolutamente gratuito, perché questo è un altro degli obiettivi di questo laboratorio. Qui non ci sono finanziamenti né privati né di partito né appunto di privati, è un'iniziativa di volontariato dove ci si mette assieme con questa idea di voler essere partecipi in maniera innovativa al futuro della regione Veneto. Quindi Veneto 2015-2025 Barcamp parte oggi dalla Mona e ci accoglie in questo comune simbolico, diciamo, la sindaca Vania Malacane, che prego di... c'è il microfono lì, Vania, se vuole, ecco, di portare il suo saluto per dare inizio al nostro confronto che durerà fino alle 17 di questo pomeriggio. Vania, a te la parola. Grazie mille, buongiorno a tutti, sono Vania Malacane, sindaca di Amon. Molto brevemente, penso che non serva per adesso, poi magari lo accendiamo dopo. Io volevo solo brevemente salutarvi cordialmente e darvi il benvenuto alla MON. Ospitiamo molto volentieri un laboratorio di idee, anche se probabilmente parleremo di temi lontani dalla nostra realtà, perché si parlerà molto dei vorticosi movimenti di pensiero e di politiche e di dinamiche della pianura, che magari esplicano i loro effetti in modo indiretto o lontano anche qui da noi, però noi riteniamo che se dobbiamo elaborare un'agenda politica per un Veneto del futuro non possiamo prescindere dal grande tema della montagna, che noi abbiamo cercato di sollevare fin dal 2005 con questo referendum che è stato come dire, ha rivestito questa importanza, che nel tempo ha acquisito anche un valore simbolico per una lotta di maggiore autodeterminazione e di autogoverno dei territori. Siamo stati in laboratorio anche noi per questo e sentiamo questa affinità con l'iniziativa di oggi. Magari ne parliamo diffusamente più tardi nel mio intervento, ma intanto io vi volevo salutare e dare un più caloroso benvenuto. Grazie. Grazie.